Ha 28 anni, è manager di una cantina vitivinicola ed è il più giovane sindaco del Friuli Venezia Giulia. Oltre ad avere il record in fatto di età anagrafica, ne ha anche un altro, quello di essere stato l'unico candidato allo scranno di primo cittadino nel comune di San Giorgio della Richinvelda. Più che un record, un rammarico. Noi ce l'abbiamo messa tutta per creare la nostra lista, in realtà poi alcuni giorni prima della presentazione delle liste non abbiamo trovato nessun'altra lista che ci sfidava, per cui per noi la campagna elettorale è stata una sfida nella sfida, perché in realtà dovevamo lottare contro l'astensionismo, dovevamo lottare contro il commissariamento del comune. Una campagna elettorale strana, ma fatta casa per casa in tutte le frazioni, da Rauscedo a Domanins. San Giorgio ha bisogno di rilancio. Con un sindaco di 28 anni non è più un paese per vecchi. Per fortuna la popolazione di San Giorgio ha creduto in noi, abbiamo fatto una campagna elettorale dove abbiamo detto a tutti fidatevi di noi, anche se siamo giovani, potete guardarci negli occhi, faremo il bene di San Giorgio della Richinvelda. La lista Radice Futuro ha raggiunto il quorum per eleggere l'unico candidato in un comune che vive prettamente di agricoltura. Questo comune è un comune prettamente agricolo, quindi l'agricoltura ancora gode di un benefit, diciamo che si trova ancora in una posizione buona. In realtà comunque la crisi si sta facendo sentire anche a San Giorgio. Altri comuni al voto nel Pordenonese, da Arzene al Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Zoppola, dove hanno vinto rispettivamente Lucia Maria Raffin, Mario della Toffola, Lucia D'Andrea, Renzo Francesconi, Francesca Papais.